Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Avevo sempre a puzza sotto il naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Buona domenica carissimi amici, la preghiera che Santa Madre Chiesa ci fa rivolgere a Dio nostro Padre in questa domenica dice così: O Padre che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione. Ecco, non dimentichiamo che siamo figli adottivi di Dio, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. La vera libertà e l'eredità eterna. Ecco, parlare di vera eredità, per esempio, agli amici che sono ristretti in carcere, non è facile. Ecco, perché una volta che si esce dal carcere non è che si è liberi. Amici miei, si è liberi dal carcere, liberi da tante restrizioni stupide, brutte, irragionevoli, che offendono la dignità delle persone. Il carcere è una cosa brutta, schifosa. Io sto per lasciare il carcere come cappellano, ma non lasciare il carcere come preghiera e come magari attenzione ai nostri fratelli che sono ristretti in carcere. Veramente è una cosa proprio, è un'ignominia. Ecco, uno avrebbe bisogno di essere aiutato veramente a cambiare vita, invece viene spinto a continuare sulla stessa strada, ecco, perché è difficile incontrare qualcuno che abbia la vera libertà e la coscienza di avere una eredità eterna. Ecco, la buona notizia di oggi è che se noi rimanessimo in Cristo, con Cristo, potremmo chiedere qualunque cosa al Padre e il Padre ce la concederebbe. Ecco, allora gustiamoci e ascoltiamo il Vangelo di questa domenica, la buona notizia. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Bellissimo, cari amici. Noi siamo chiamati a portare frutti buoni. Ecco, se il nostro regista ci manda l'immagine dell'uva, ecco, bellissima questa immagine, guardate, con l'uva poi si fa il vino, e il vino, come dice la scrittura, allieta il cuore dell'uomo. Noi siamo chiamati da Dio attraverso Gesù a portare
la gioia in questo mondo. Ecco, io quando celebro i matrimoni leggo sempre, scelgo sempre, quando lo posso fare, il Vangelo delle nozze di Cana, perché lì Gesù, ecco, cambia l'acqua in vino. E viene a mancare il vino, quante volte viene a mancare la gioia, la voglia di vivere, la passione nella nostra vita. Ecco, Gesù ha la potenza di ridarcela. Ecco, se rimaniamo in Lui, allora siamo capaci di fedeltà e di una fedeltà vera. Ecco, fedeltà a chi? A questo Padre buono, Padre di misericordia. Allora, oggi invece di ascoltare a Don Giancarlo le riflessioni sul Vangelo, sentiamoci questo che è un prete, però non esercita il suo ministero perché poi ha avuto un bambino, si è sposato, ma continua ad essere un grande cercatore di Gesù Cristo, ecco, e fa il commento al Vangelo di ogni domenica, è molto conosciuto, si chiama Paolo Curtaz, è più giovane di me, è più bello di me, è molto più intelligente, più bravo di me nel spiegare il Vangelo, quindi gustiamocelo insieme questo commento di Paolo Curtaz. Gesù cambia la metafora, non più Dio proprietario, la vigna Israele, ma qui addirittura Gesù giunge a dire io vite, voi tralci, cioè il creatore si fa creatura, Dio non è più qualcuno che fa qualcosa, ma è Lui stesso l'albero, è Lui stesso in questa metafora, in questa immagine, in questa bellissima allegoria, parte vivente di tutto questo. Ed è un'immagine che segna veramente un cambiamento, che se abbiamo il coraggio di approfondirla, di andare fino in fondo, ci può dire moltissime cose. E sono contento in questa finalmente bellissima giornata di primavera essere qui, tutto sta fiorendo, immagino dalle vostre parti ben prima che da noi, per meditare su questo legame fortissimo che c'è fra noi e Cristo, fra me e Cristo, fra te e Cristo. Siamo innestati, siamo intimamente legati, senza il ceppo, senza la vite, il tralcio non può fare assolutamente nulla. E il ceppo della vite, in questo caso è l'albero, che attinge attraverso l'osmosi i sali minerali e l'acqua attraverso le radici, poi su attraverso il tronco lo elabora e fornisce il necessario per vivere, la linfa vitale, lo zucchero, i sali, l'acqua al tralcio che poi porta frutto. Cioè Gesù ci fa notare che non è soltanto un rapporto appunto come vignaiolo, vigna, io ho fatto, piantato e mi aspetto qualcosa, ma fa un salto di qualità, si mette dentro Lui, noi siamo innestati a Cristo, in me, nella mia anima, scorre da un certo punto di vista la linfa vitale che è il Vangelo, che è Cristo. Allora, se è così, capiamo alcune delle prerogative del Vangelo di oggi, alcune delle richieste pressanti che Gesù fa per invitarci a vivere in questa logica. Allora, il problema, carissimi amici, qual è? È che noi siamo innestati a Cristo, ma non ce ne rendiamo conto. C'è una bellissima canzone di Claudio Chieffo, Il seme, che lo dice in maniera semplice, dice che appunto il Signore, Dio, ci ha creati con questo seme di diventare simili a Lui, perché noi siamo a sua immagine e somiglianza, però tanti non lo diventiamo, carissimi amici, a immagine e somiglianza di Dio, diventiamo brutti, diventiamo cattivi, diventiamo ingiusti, diventiamo falsi, come è accaduto al demonio, al diavolo, a Satana, a Lucifero, chiamiamolo come vogliamo. Questo è un mistero che io non lo capisco, come ci possono essere delle creature create da Dio, ecco, è Dio che dà la vita, ecco, ma non dà la vita come diavolo, dà la libertà di diventare un diavolo, di perdersi, come dà la libertà di diventare simile a Lui, di diventare santo, buono, generoso, sincero, giusto, ecco, per quello che noi uomini possiamo diventare. Allora Claudio in quella canzone dice: il Signore ha messo il seme
nella terra del mio giardino, il Signore ha messo un seme nel profondo del mio mattino, fin dall'inizio del mio concepimento. Allora poi dice, io appena me ne sono accorto, ecco, io me ne sono accorto a 26 anni, amici miei, fino a 26 anni, la vita, il senso della vita, Dio, stu Gesù, sta Madonna, si sante. Ricordo benissimo che bestemmiavo, io stimavo a San Francesco e Paola, mo fra pochi giorni c'è la festa di San Francesco a Paola, no? C'è San Francesco e Paola, bestemmiavo la Madonna, ogni tanto pure Gesù Cristo, ma perché? Perché non mi rendevo conto. Quando ho incominciato a rendermi conto che io sono in Cristo, ho incominciato, aiutato dalle persone che ho incontrato, che mi hanno testimoniato un modo diverso di vivere sta benedetta vita su questa terra, ecco, piano piano ho incominciato a stare con Gesù. E queste parole che lui dice, se rimanete in me e le mie parole, ma più che altro la mia presenza rimane in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Ecco, quando noi facciamo la comunione, ecco, mangiamo il suo corpo e beviamo il suo sangue, adesso siamo nel tempo pasquale, ci sarà la Pentecoste, l'ascensione, poi il mistero della Santissima Trinità e poi la grande solennità del Corpus Domini, il 3 di giugno, no? Allora, perché facciamo la comunione con Gesù? Per rimanere in Lui, perché se mangiamo con qualcuno assorbiamo i ragionamenti, il modo di pensare della persona con la quale mangiamo. E se ne incappano anche padre e mamma che sono cretini, sono stupidi e dicono cose stupide, cose fa. Eppure noi figli assorbiamo le stupidaggini delle mamme, dei padri, dei nonni, degli zii, dei professori alla scuola, dei preti, che potremmo scongiudere pure, che diciamo tante fesserie tante volte, no? Cioè questo è il problema. Dimmi con chi stai e ti dirò chi sei. Allora Gesù dice, rimanete in me, le mie parole. Le parole di Gesù sono nel Vangelo. San Francesco è Assisi, non è che è diventato santo perché ha fatto un seminario, è diventato santo perché leggeva il Vangelo e metteva in pratica il Vangelo, rimaneva in Gesù. Allora, dimorare, questa è la parola principale. Sentiamo Paolo Curtazzi. Anzitutto il dimorare, il dimorare. Dimorare, che è un tipico verbo giovanneo che troviamo spessissimo sulle labbra di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Dimorare vuol dire stare, non andare da un'altra parte. Dimorare vuol dire avere la pazienza di lasciar passare il tempo. Dimorare vuol dire essere appunto innestati. A volte mi sembra, a me succede così, di essere un po' ondivaghi. Magari abbiamo il periodo della moda della fede cattolica, abbiamo incontrato il Curtaz, oppure abbiamo letto, che ne so, Enzo Bianchi, oppure siamo affascinati da un prete di passaggio nella nostra parrocchia, allora ecco che riscopriamo un po' la vena mistica, magari riprendiamo ad andare a messa, magari leggiamo, oppure da molto tempo apparteniamo alla Chiesa, però viviamo un momento di scoraggiamento, che è una cosa che io vedo moltissimo girando l'Italia e non solo, questa fatica che stiamo facendo, perché abbiamo alle spalle tutta la storia anche recente, quindi quello che gli altri si aspettano da noi, eccetera, eccetera, e dall'altra i mezzi sono quelli che sono, riusciamo a fare quello che riusciamo a fare. Allora, spesso nei preti oppure nei laici impegnati vedo molta fatica e molto scoraggiamento. E la tentazione viene di non esserci, come Tommaso la seconda di Pasqua. La tentazione è di scappare via da Gerusalemme come i discepoli di Emmaus. La tentazione è di farci spaventare perché abbiamo i mercenari alle porte e noi stessi siamo mercenari, ci vendiamo il miglior offerente. E invece Gesù dice no, fermo, dimora. E la ragione è molto semplice. Se tu ti stacchi da me, dice Gesù, a chi tra di noi ha scelto di essere il suo discepolo, se tu ti stacchi, secchi, cioè la tua vita si inaridisce, cioè non hai nessuna possibilità reale di sopravvivenza. Ed è vero, guardate, la nostra vita si gioca così, almeno la mia, non solo la vostra. Abbiamo un sacco di cose da fare, di relazioni, di persone da incontrare, abbiamo davvero tantissime cose da fare. E poi ad un certo punto c'è questa cosa essenziale, importante, scopriamo la nostra anima. E la scoperta della nostra anima di solito ci fa fiorire, un'esperienza travolgente, entusiasmante. È come se tutte le cose che abbiamo ascoltato fino a quel momento diventassero vere.
dire ah sì, ho sempre sentito parlare di Gesù qua, là, su e giù, ma mai poi mai avrei pensato che ha a che fare con la mia vita qui e oggi. Ecco, però quel momento è solo una prima tappa, la conversione è solo il primo momento, poi c'è tutta la vita, e tutta la vita significa appunto restare uniti. Guardate, come dice benissimo il profeta Geremia, abbiamo un fuoco dentro, e se alla fine ci stacchiamo e diciamo no, non ci penso più, è troppo complicato essere credenti, troppi casini, poi nella Chiesa è veramente difficile starci, siamo onesti. Però ti brucia dentro, c'è niente da fare, e Gesù conferma questa cosa. E aggiunge una cosa bellissima: senza di me non potete fare nulla. È vero, senza di Lui davvero non possiamo fare nulla, senza di Lui davvero secchiamo. Ricevete la luce di Cristo. Quando celebriamo i battesimi diamo questa candela, chiediamo al papà o al padrino di accendere la candela al cero pasquale, che è il segno grande di Gesù, luce del mondo. E il prete dice: ricevete la luce di Cristo, fiamma che sempre dovete alimentare. Io poi ci aggiungo in dialetto: se no se stuta. La bombola va cambiata, ma abbiamo anche il gas direttamente, no? Senza la bombola, e va bene, però le cose si consumano, la legna al fuoco va alimentata, la fiamma va alimentata, ci vuole la macchina, se non metti benzina non cammina. Io poco tempo fa, per la prima volta in vita mia, per distrazione sono rimasto con la macchina perché era finita la benzina, e ti fermi, amici miei, e se finisce la legna, muori dal freddo. Ecco perché conviene rimanere attaccati a Gesù, perché se rimaniamo attaccati a Gesù l'alimentazione viene. Allora, dato che noi siamo disobbedienti, ecco, non siamo intelligenti, no? Non assumiamo questa regola semplice della vita, perché se ci ricordiamo la canzone di Califano, no? Sì, d'accordo, l'incontro, l'emozione che ti scoppia dentro, allora incontri ma poi il resto, tutto il resto, poi la vita è monotona, è anche ripetitiva e ci si annoia se non c'è questo legame con Dio. Allora cosa fa Dio? Dio è buono, allora ci pota ogni tanto, nella nostra vita capitano dei momenti di difficoltà, ecco, li dobbiamo accettare, perché se non ci fosse la sofferenza nella vita nostra, gli imprevisti, le morti anche improvvise, le tragedie, a terra possono non birno, meno male che poi c'è la potatura, ecco, certe volte accettata liberamente e certe volte forzata, che capita tra capo e nocevole, c'è bisogno della potatura. Sentiamo. E c'è un altro dettaglio che è un po' inquietante, perché parla di potatura. Ripeto, la primavera è partita e la potatura delle viti soprattutto, ma anche degli alberi si fa prima, si fa quando ancora tutto dorme, tutto tace. È interessante perché il contadino, il vignaiolo taglia, pota i rami, i tralci che sono improduttivi, che non fanno che assorbire linfa, ma senza trasformarla in fiore e poi in frutto, per concentrare meglio la linfa. Allora mi piace questa immagine perché di solito veniamo potati quando siamo un po' addormentati e storditi, come la pianta d'inverno, per non farci troppo del male. Eppure immaginatevi se la pianta si svegliasse e comincia a far circolare di nuovo la linfa dopo il letargo invernale e dicesse: oh mamma, mi hanno tagliato i pezzi, e si cominciasse a lamentare. Bellissimo, perché ho scoperto anche in altri dialetti, anche nel mio nonno era viticoltore, mio fratello è viticoltore, io stesso quando ero più giovane ho aiutato, adesso sarei incapace a potare, ma quando si pota il tralcio si vede veramente che esce fuori una lacrima, come una goccia di sangue che poi si trasparente, che poi si coagula, è segno che è già sveglia, si sta risvegliando. Eppure la potatura è necessaria, altrimenti sì, farebbe dell'uva ma selvatica, è sempre peggio, è sempre meno, perché troppe sarebbero le cose. È bello che Dio ogni tanto ci poti, ci dica: ma su cosa stai investendo la tua vita? Perché sei così tanto disperso? Perché sei così tanto incasinato? Proviamo a tagliare di qua e di là.
dimorare, accettando il fatto che se siamo in Cristo e ci fidiamo di Lui, ogni tanto veniamo potati, perché davvero, come dice Gesù, senza di Lui non possiamo fare nulla, senza di Lui realizziamo tante cose, ma nulla di veramente fondamentale. Noi dobbiamo imitare Gesù, carissimi amici, se vogliamo essere cristiani, poi vogliamo essere delle brave persone, ricche umanamente, ma se vogliamo essere cristiani e portare un po' di luce in questo mondo, dobbiamo imitare Gesù, dobbiamo seguire ed imitare Gesù. Allora, sentiamoci il Papa. In questi giorni abbiamo letto il Vangelo, Gesù dopo che lava i piedi dice alcune cose, lava i piedi ai discepoli, amici miei. Questo è il vero Gesù. Ecco. E poi c'era pure il passaggio che un amico lo tradisce. Allora il Papa dice in questo breve intervento che l'amore, il servizio e l'umiltà, che se seguiamo Gesù non sbaglieremo mai e accettiamo questa potatura continua, perché noi siamo tendenti all'orgoglio, io. Ecco, la potatura ci fa stare un po' più umili, quindi accettiamo i contrattempi della vita. Sentiamo Papa Francesco. E noi siamo servi e non possiamo oltrepassare Gesù, non possiamo usare Gesù. Lui è il Signore, non noi. Questo è il testamento del Signore. Si dà da mangiare e bere e ci dice amatevi così. Lava i piedi e ci dice servitevi così. Ma state attenti, un servo mai è più grande di quello che lo invia, del padrone. Sono parole e gesti contundenti, è il fondamento della Chiesa. Se noi andiamo avanti con queste tre cose, non sbaglieremo mai. Amore, servizio e umiltà. Ecco, ma che mistero, ecco, quante volte noi veramente diventiamo l'opposto. Difatti gli antichi dicevano santi e chiesa e diavolo e casa. Che cosa brutta, che cosa schifosa, che cosa favosa, quando uno, o diavolo ti accarezza. E con l'anima, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, c'è stato fa. Ecco perché dobbiamo seguire Gesù, perché siamo tutti malati, amici miei. Ecco. Allora la preghiera parlava di verità, vera libertà e eredità eterna. A proposito della vera libertà, che ha libertà, ecco, che quella è la cosa grande, che è legata alla verità. La verità rende liberi, e la verità qual è? È sempre la stessa, amici miei. Che a un momento, in ogni momento, un signore né io né tu, che facciamo girare il mondo. La verità è che a un momento un signore io che faccio girare il mondo, un signore io che faccio alzare il vento, e a chiove e a morire un ceponnente, perché dobbiamo vivere sempre pronti a passare nell'altra dimensione, perché può capitare sempre. La verità è bella, la verità, ma noi facciamo tutto per non ci pensare. Perché? Per chi fa male a pensare con Simonente, siamo in panico. Ecco, una mia cara amica, 92enne, che magari mi sta ascoltando, l'altra volta mi ha telefonato dopo la trasmissione, dice ho incominciato a sentire paura della morte. Allora forza, che il Signore con tutta la paura ci fa compagnia, nella paura pure, perché Gesù ha avuto pure paura, però il problema è rimanere uniti a Gesù. La verità è bella, la libertà, la verità, ma noi facciamo tutto per non ci pensare, per chi fa male a pensare con Simonente, perciò parliamo sempre ma senza dire niente. La verità è che siamo malati ma malati forti, crediamo che vediamo, ma siamo ciecati, guardiamo poco e senza intelligenza e ne fermiamo sempre solo all'apparenza. Ma la verità è tutto, è che in questo momento io ci segno, ecco, assieme a tutti, mi fa essere in questo mondo, è Dio che dà la vita a tutti. Io, segno libero davvero e solamente, se mi ne accorgo, se me ne rendo conto, e se ci credo veramente, però non siamo capaci. Ecco perché dobbiamo stare con Gesù.
Ma senza te, Gesù, amico mio, non è possibile a nessuno, e manca a me, su tutte chiacchiere che non servono a niente. Vieni, Signore mio, e fammi credere veramente. Ecco, se noi preghiamo come pregava San Francesco e Paolo a notte, quando non c'è nessuno, con Gesù Cristo crocifisso, viene il Signore, ci dona il suo spirito e diventiamo capaci pure come San Francesco e cammina su la morte, su il mare e tra situazioni difficili, se no ne spagniamo pure l'umbra nostra, perché siamo pigliacchi, siamo tutti donnabondio, tutti donnabondio, ma con lo Spirito di Cristo, con l'amore di Dio. Vieni, Signore mio, fammi credere veramente, perciò mi faccio la comunione. Tu sei venuto dall'altro mondo qua a ne portare tutta quanta la verità. Non sei venuto per ne far stare buoni, per ne far stare tranquilli, oppure a ne portare fortuna. Tu sei venuto ad ammazzare la morte, chi la catena brutta, chi ne stringe a forte. Tu sei venuto per ne rape le porte, e l'altro mondo, e sente un pochettino profumo, il sapore, e a ne portare a vera libertà. Allora, buona domenica, carissimi amici, e buona domenica soprattutto a te, cara Sara, forza, un despagnaca, quando viene la morte, se sei con il Signore te la farà attraversare. Buona domenica, arrivederci alla prossima, ma sempre a Dio piacente, e sapessi di mangassi per mia. Ciao ciao. Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto naso, facciamo a gara a chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.